Ciao a tutti, io sono Alessandro Aziani e voi siete sul Sardinia Warrior, il canale dedicato al combattimento, alla rievocazione storica e all'archeologia sperimentale in Sardegna. Questo è un video un po' particolare perché tratta dell'inaugurazione di una nuova mostra che ho fatto con il socio e amico Sandro Garau e che è stata aperta da poco, il 9 di gennaio, a Senis, in provincia di Oristano, in Sardegna. Questa mostra si chiama Sold House, Soldati di Sardegna, e presenta 9 manichini ricostruiti e attinenti a 7 periodi storici. È inoltre presente un'esposizione di numerosi elmi che rappresentano varie tappe dell'evoluzione di questo tipo di armamento e che raccontano anche fatti e avvenimenti particolari relativi ai vari periodi storici. Oltre a questo è presente inoltre un pannello esposto al muro in cui vi è l'evoluzione di oltre 3000 anni di storia attraverso le armi, le spade, con annessi anche riferimenti storici e culturali. È inoltre presente il banco tattile, che è una cosa veramente rara, che attualmente non esiste ancora in Sardegna, non esisteva, un banco tattile fatto in questo modo. Sono riportate quasi una decina di spade e pugnali, tutte pertinenti al periodo che va tra la fine dell'età del bronzo, o comunque l'età del bronzo piena, e il periodo, diciamo, l'età del ferro. Di cosa parla la mostra? La mostra utilizza i manichini e le ricostruzioni come scusante, come pretesto per raccontare la storia della Sardegna, quindi l'archeologia e la storia della Sardegna. Inizia dal periodo prenuragico con la ricostruzione per la prima volta in Sardegna dei cosiddetti guerrieri della cultura di Monte Claro, quelli appunto raffigurati nelle famose statue stele o menhir stele, che rappresentano questo doppio pugnale in rame, che è una delle prime proprio rappresentazioni di guerrieri della storia sarda. Segue poi il periodo nuragico con ben 3 manichini ricostruiti, uno rappresentante un capotribù, il secondo un guerriero e il terzo manichino una sacerdotessa. Vi è inoltre un'esposizione di scudi e di armi che è, diciamo, una prosecuzione della parte del banco tattile. Cosa vi è di nuovo inoltre? La ricostruzione delle armi e delle armature di soldati dal periodo, diciamo, dell'età fenicio-punica, insomma i primi soldati cartaginesi e sardi, attraverso il periodo romano, attraverso il periodo medievale, rinascimentale e infine spagnolo. La parte delle ricostruzioni nuragiche in particolare espone e ripropone alcune delle mie personali interpretazioni relative ai bronzetti e alle statue di Montepramma che ho trattato approfonditamente nel libro Guerriers, dei bronzetti e giganti di Montepramma. È una mostra ormai stabile che rimarrà aperta dal 9 gennaio 2019 al 30 di settembre del 2019, quindi per una decina di mesi. La mostra è visitabile a Senis, nella Casa Baronale, nei fine settimana, quindi sabato, domenica e festivi. Gli orari sono dalle ore 15 del pomeriggio alle 17, ma è anche possibile visitare la mostra in settimana con aperture speciali o straordinarie per gruppi e scolaresche, contattando l'associazione San Giovanni Battista di Senis ai numeri che riporterò qua nella descrizione. La mostra è stata aperta con il patrocinio del comune di Senis e ringrazio quindi il sindaco Serena Massa per averci aiutato nell'aprire questa importante e innovativa mostra. Ringrazio l'associazione San Giovanni Battista di Senis per la disponibilità mostrata nel poterla gestire e soprattutto ringrazio in proposito tutte le persone che ci hanno aiutato, il vice sindaco Ramona, l'amico Mario Nedda, tutti i ragazzi dell'associazione San Giovanni Battista che ci hanno aiutato, Lele, Sabrina, Caterina, eccetera eccetera. E vi consiglio di andare a vedere questa mostra perché è una mostra innovativa, presenta la storia e l'archeologia sotto un aspetto nuovo, un aspetto, diciamo, tattile, visivo, ricostruttivo, che altrimenti non potete apprezzare quando, per fare un esempio, nella vetrina di un museo vedete una fibbia antica e non sapendo cosa vi è dietro, a cosa serviva quell'oggetto, magari può decadere un po' l'interesse. Questa è una mostra che proprio stimola non solo la fantasia, ma anche proprio permette di vedere realmente come erano ricostruite le cose. Per aggiornamenti e immagini e ulteriori informazioni potete cercare agli indirizzi internet digitando su Google Sardinia Warrior oppure The Nuragic Foundry. Potete contattare quindi questi due indirizzi cercando su Google oppure cliccare direttamente nei link che lascerò nella descrizione di questo video che rimandano alle pagine su Facebook o su siti internet
delle nostre rispettive ditte e associazioni. Oppure per comodità potete semplicemente cliccare nel link che vi lascio in descrizione per arrivare direttamente alle pagine di Facebook, di YouTube, di Instagram, eccetera eccetera, dove potrete trovare maggiori informazioni relativamente a questa nuova mostra. Questo è tutto, vi aspetto a Senis, in Sardegna, nella provincia di Oristano, dal 9 gennaio al 30 settembre 2019 per visitare questa nuova e bellissima mostra. Un caro saluto, a presto, ciao!